Siamo arrivati a Col di Scios, uno dei punti più panoramici di tutto il Cansiglio. Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Pian Cansiglio, per la precisione nella zona picnic dell'Archeton, che si raggiunge girando a destra all'altezza del Monumento dei Caduti. Faremo il giro delle casere del Cansiglio. Faremo le casere più importanti, prima di tutte la Candaglia e la Ceresera, ma poi anche altre. La prima casera della serie è la casera della Candaglia, che si raggiunge attraverso questa strada, che fra poco diventerà asfaltata, in circa 45 minuti. Candaglia, sinistra. Eccoci arrivati alla prima casera della giornata, la casera Candaglia, famosa perché sede del centro giovanile MDG di Conegliano. La prossima casera, la più famosa di tutte, casera Ceresera, si raggiunge attraverso vari percorsi, ma non ci sono segnalazioni. Noi facciamo il più diretto, bisogna prendere la stradina a sinistra della casera Candaglia, proseguire per circa 150 metri e poi salire a sinistra per un sentierino che però è poco visibile e soprattutto non è segnalato. No! Sì, è nuovo! Oh, questo è nuovissimo! Allora, un anno fa questo non c'era, perché siamo passati, hanno messo un cartello. Bellissimo, quindi adesso il cartello c'è, basta seguire i bolli rossi sugli alberi, tipo questo. Oh, guarda, questo non l'ho mai visto. Punto di ricezione telefonica. È nuovo anche questo come il cartello più giù, perché da poco tempo, credo un paio d'anni, non di più, in questa zona c'è ricezione telefonica perché c'è copertura, prima non c'era. Ecco, questa è casera Ceresera, famosissima perché qua si ritrovano i gruppi CAI per fare le castagnate, per esempio. E questo qui invece è il bivacco Silvia e Rudi, sempre di proprietà del CAI di Sacina.
Adesso, dalla casera Ceresera, seguiremo brevemente, per circa una decina di minuti, il sentiero 991 fino alla prossima casera, e cioè casera Masonil Vecio. Allora, sì, perché vuol dire che il 991 va verso destra, ma noi non lo seguiamo più, andiamo a sinistra dove c'è la casera. Eccola qui. Sì, molto carina. Adesso, da casera a Masonil Vecio, torniamo indietro sui nostri passi molto brevemente, arriviamo a dei cartelli e seguiamo verso sinistra la strada di accesso a questa casera. Sbucheremo su una strada asfaltata e la prossima casera sarà casera Busa Bernard. Ecco, qui abbiamo recuperato una curva del 991, di là indica la Ceresera, il 991 prosegue da quella parte, noi invece scendiamo per di qua seguendo questa mulattiera. Eccola qui la strada asfaltata, l'abbiamo raggiunta. Adesso andiamo a destra e fra pochi metri, veramente pochi, ci sarà un bivio e noi andremo a sinistra. Sì, tagliamo per il prato. Questa è casera Busa Bernard. Casera Busa Bernard è l'ideale per un picnic e adesso noi proseguiamo per la strada da quella parte e la prossima tappa sarà il Col des Chos con la sua caratteristica piramide. Adesso bisogna uscire dalla strada e c'è un'altra sorpresa. Questi cartelli fino a un anno fa non c'erano. Sentiero geologico del Col des Chos, che è praticamente la nostra prossima meta, quindi bisogna entrare nel bosco, seguire questo percorso e si sbucherà fuori dall'altra parte. Sì, bisogna seguire i bolli rossi su questo sentiero che è abbastanza ben visibile sul terreno. Cansiglio misterioso. Il Cansiglio ha un'aura che ha un che di misterioso. Sembra di essere immersi in una favola. Bellissimo. Sembra il bosco di Hansel e Gretel.
In questo tratto la traccia sul terreno non è per niente visibile, quindi bisogna aiutarsi un po' con un'applicazione e anche con quella punta lì dove c'è il cartello, che è proprio la cima del Col d'Iscios. Siamo arrivati a Col d'Iscios, uno dei punti più panoramici di tutto il Cansiglio. Adesso, in pochi minuti, scendiamo giù alla quinta e ultima casera di oggi, la casera Col d'Iscios. Casera Col d'Iscios. Adesso è chiusa, ma d'estate è aperta e frequentatissima. Presso la casera Col d'Iscios c'è questa bellissima tabella che si riferisce al sentiero geologico che abbiamo appena percorso, ma questo sentiero è molto più lungo. Abbandoniamo quindi il sentiero geologico, proseguiamo su questa strada asfaltata e adesso, attraverso una serie di bivi, rientreremo alla casera Candaglia. Arrivati a questo punto lasciamo la strada asfaltata e andiamo qui a sinistra, dove ci sono dei bei cartelli che indicano località Candaglia. Ecco, siamo tornati alla casera Candaglia e abbiamo chiuso l'anello delle casere del Cansiglio. È stato un bellissimo giro, con dei tratti estremamente panoramici. Adesso, per tornare al punto di partenza, basta scendere per la strada di questa mattina. Dal Cansiglio è tutto, grazie e alla prossima!